Tra le tante iniziative culturali che si stanno svolgendo a Cammarata nell'ambito della settimana della cultura che si svolgeranno fino al prossimo 31 luglio, un interessante dibattito sul tema della mafia con l'autore Marco Bova che ha dialogato con i tanti presenti. Il libro presentato è stato quello Matteo Messina Denaro, latitante di Stato, magistratura, forze dell'ordine, massoneria, tutta la verità sulle piste affossate verso la cattura del più importante latitante siciliano. Allora, intanto grazie a tutti, devo essere un pochino attento perché sono a rischio querela, quindi devo misurare le parole con grande attenzione, ma ci tengo anche a ringraziare la comunità di Cammarata. Io ho avuto la telefonata con cui mi si chiedeva se volessi partecipare da parte di Carlo Pulici, che ho conosciuto appunto in questi mesi, però volevo ringraziare la comunità di Cammarata perché è numerosa e perché decide di ascoltare me quando al contrario potrebbe ascoltare Marcello Viola, che certamente potrebbe essere molto più capace del sottoscritto a farvi comprendere queste dinamiche che sono state sapientemente tratteggiate da chi mi ha preceduto. Però entro subito nel merito, ricordandomi sempre di evitare querele, perché voi forse non lo sapete, ma Carlo Pulici, ve lo dico io, è stato distrutto dallo Stato perché pur avendo diritto al rimborso delle spese legali sostenute, lo Stato non gliel'ha riconosciute. Poc'anzi si diceva che casualmente un altro uomo dello Stato, un procuratore che è stato anche procuratore nazionale antimafia, oltre che procuratore di Palermo, ed è poi diventato presidente del Senato. E apro e chiudo velocemente un'altra parentesi. Questa persona, cioè il senatore Pietro Grasso, in base a quanto scritto nel libro ultimo di Matteo Renzi, sarebbe stato uno degli artefici del diniego opposto da Giorgio Napolitano a Nicola Gratteri come ministro della giustizia. Per cui quando io ho letto tutto questo, io ho scoperto che nella nostra Costituzione il Presidente del Consiglio ha il potere di proposta dei ministri, il Presidente della Repubblica ha il potere di ratifica degli stessi, ma poi c'è il procuratore di Roma dell'epoca, e cioè il dottor Giuseppe Pignatone, faccio nome e cognome, e poi un parlamentare ex magistrato con importanti incarichi istituzionali, questo scrive Matteo Renzi, mi viene da pensare a Pietro Grasso anche perché era Presidente del Senato, che raggiungono il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e gli fanno capire, non so in che modo, che Nicola Gratteri non poteva e non doveva essere Ministro della Giustizia. A fronte di tutto ciò si aggiunge anche la questione dello smarrimento della ricevuta, della raccomandata, e mi viene da ricordare lo smemorato di Collegno. E allora, dalle mie parti 2 più 2 fa ancora 4 e spero che anche Cammarata condivida un pochino di logica e di logica matematica. Io sono convinto che Matteo Messina Denaro, sempre che sia ancora in vita, sia effettivamente un latitante di Stato, perché lo Stato non l'ha voluto trovare.